Buonasera e bentornati con Novis. Il Friuli, Vignesi Giulie e gli Marchis sono le regioni italiane con la percentuale più alta di occupazione dagli terapisti intensivi per i pazienti malati di Covid. Tutti i dosi sono arrivati all'11%, passando dunque il limite di attenzione che è al 10%, che rappresenta un dai parametri per passaggio da regioni in zone gialle. Alle che è venuto fuori dall'ultimo controllo di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la percentuale di occupazione da IES al Covid in altri reparti in Friuli Vignesi e Giulie è dal 10% anche in casi incressi. Paese il limite di attenzione è al 15%. L'incidenza per 100.000 abitanti la settimana dal 1 al 7 di novembre in Friuli Vignesi e Giulie è arrivata a quote 156,85 casi. Il FUC di Covid a Trieste è passato e ha passato i 200 casi. Le manifestazioni dai no Green Pass sono una provocazione irresponsabile in tai confronti della più parte dei cittadini che si è vaccinati e che rispetta le misure di prevenzione. Lo ha detto voi di mattina il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi in tale conferenza stampa e tirate d'ogni per informare che l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontine ha di tornare a organizzarsi per far fronte alle emergenze sanitarie legate al quarto colpo dal Covid. Trieste passa le infezioni che hanno girato per corpo dal corteo con la revisione delle attività programmate dagli ospedali. Riccardi alla panduti il suo displasè. Ovaressi potuto fare di mancul di tanti dischesti contromisuri chiapati per tornare a riorganizzare gli ospedali se non fossero stati comportamenti responsabili di cui cal pensa e cal dut che non esiste e che la vaccina non covente a noi. E su Trieste la pressione dal Covid è forte, 8 volte più grande di che ieri stata tal paese di Codogno tal prim colpo dalla pandemia. La previsione per il momento è di una curva che va su o sin in crisi. Lo ha detto il direttore generale di aziende sanitarie universitarie Giuliano Esontini Antonio Poggiana in un incontro a Trieste, dove ha annunziato una riorganizzazione dei reparti dagli ospedali per far fronte al quarto colpo dal Covid. La capitale giuliana l'ha zontato Marco Confalonieri, direttore della pneumologia, e a 8% dalle infezioni a livello nazionale, ma con una popolazione che gli doma il 0,30 volte di che italiane. L'appello dei sanitari, vaccinarsi, danno una mano perché è questa l'unica soluzione. E lei come il bollettino sono 287 nuovi casi di infezioni di Covid, venuti furti negli ultimi 24 ore di 100.385 tamponi molecolari, con un tasso di positività dal 4,35% e 25.576 test. 3 i morti, un uomo di 75 anni di Trieste, una femmina di 80 anni di San Dorlì della Valle e una di 91 anni di Mortean. 19 persone ricoverate in terapie intensive, 124 che sono in altri reparti. E è morta Lavinia Amalia, mentre alla femmina romena di 41 anni che ieri a Staglemone, che ai 3 di novembre, un momento prima dalle squadre emerge dal dopo di mezz'ora, ieri è stata tirata sotto di una macchina in via Cividine a Martignan sulla strada che menne a Pagnà. La femmina ricoverata in terapia intensiva non aveva dato più segni di tirarsi di ca. L'ultima azione di generosità vi è Palagnot, con la donazione degli organi per permettere a cui Castamal di sperare di continuare a vivi. La vittima lassa è plens di due lomp, due figli di 3 di cutuar di Sainz, tanti amici e parenti. È momento di porre di mattina dalla sede dell'Università di Udine in Palazzo Florio, impiegata dall'Ateneo, messe dando la puesta anche a tad una busta particolare con dentro un polvar blanco e la scritta Antrace. Subito alle partite l'allarme che la fatta arrivare sul puesto i pompieri del comando di Udine con i nuclei nucleari, batteriologici, chimiche, radiologici e i carabinieri. La busta è stata mettuta sotto sequestri e tali prossimi
emissori se sarà fatta l'analisi della sostanza che ieri dentro. Non è coventate l'intervento dai sanitars. L'ex zuiador da Ludin, Jonathan Bacchina, è stato condannato dal tribunale della capitale furlane a un anno di presenza condizionale per 9 paiate dai 2014 al 2019, fur di qualche mese dal 2017, e alimenti per la femmina e i 3 figli. Il giudice ha aumentato di 4 mesi la condanna e a 8 mesi con la condizionale che aveva indate dal 2016 all'ex zuiador sempre dal tribunale di Udine. E la Zonte di Udine ha deciduto di concedere un'agevolazione una tantum le ha dell'emergenza Covid-19 partirà su gli affidi di imprese, commerciali, associazioni di cittadini che fanno attività dentro le strutture di proprietà del comune. Non si infavelle l'assessore comunale Francesca Laudicina. Il 22 in giunta di concedere un'agevolazione, una tantum, a tutti che sono alle associazioni che sono circa 90 e le attività commerciali che sono circa 30 che stanno dentro a degli immobili che sono di proprietà del comune. I vin destinati 151.000 euro per le associazioni e i vin destinati anche 210.000 euro per invece che sono i negozi, i ristoranti, i bar che stanno dentro un immobile che è sempre dal comune. E questa è una forma per aiutare, per venire incontro a coloro che sono in difficoltà per l'emergenza, per il Covid, e una forma diciamo concessa dalla Cassazione e anche dalla Corte dei Conti per venire appunto incontri a coloro che hanno in questo periodo avuto grossi problemi dal punto di vista finanziario e economico e finanziario. E dopo la polse dall'anno passato, colpe delle emergenze Covid, torna in Zardin Grant a Udin la fiera di Santa Caterina dai 25 ai 20 volte di novembre con quasi 300 espositori. Si potrà entrare alla place dome col Green Pass e passare per 3 passaggi controllati, sintin l'assessore al turismo Maurizio Franz. Dal 25 al 20 di novembre quest'anno tornerà a Viode la festa di Santa Caterina, che è un momento che tanti aspetti non come cittadini di Udine ma anche i turisti, e saranno presenti 230 bancarelle e quindi sarà un'occasione per tanti famosi e per tanti frodi di poter fare delle scompere di robe leali e nostre tradizioni. Però l'attenzione nostra che è stata concordata con gli organi di polizia è che dal controllo, vale a dire un attento controllo dai Green Pass in 3 varchi d'accesso che permetteranno di arrivare in piazza Premai, però dopo lei appunto dove verranno dimostrare il loro Green Pass proprio perché vogliono che queste manifestazioni siano un momento di feste, di stare tutti insieme, ma rispettando le regole e soprattutto evitando gli assembramenti perché sono particolarmente pericolosi in quel momento. E come se arrivasse al sport, si farà ai 27 di maggio la tappa furlane dal Giro d'Italia 2022 di Maran a Madonna di Monte di 178 km su un percorso lungo, just bon palis tiradis e paiatax che l'ha decisivo per assegnare la mae di colore rose. Alla sclariti particolare, just il peron della corsa in Friuli, Enzo Cainero. La tappa da Giro d'Italia 2022 è una tappa bella perché è collocata bene come le ultime tappe, quindi un gran finale e soprattutto non smet vicino il mare con le montagne e con le nostre svalate. Sono contento di partire di Maran perché Maran Lagunare è una cittadina bellissima e caratteristiche dei nostri territori e che va valorizzata. Vicino a Maran Lagunare, dopo mettiamo le sval dal Tor, le sval di Natison, territori ambientali straordinari, fantastici, che forse abbiamo la colpa di aver trascurato in Friuli, noi stessi abbiamo trascurato masse.
ho un passaggio transfrontaliere con la Slovenia e dove che aspetti tante gente come che è venuto che stanno sul Burda. L'arrivo dopo al santuario di Madonna di Mon, dopo aver passato tutta la vallata da Natison e Cividad dal Friul, ho creduto che sia il degno contorno di un'attività fatta volute per promuovere la nostra regione. E allora anche per usgnot le dot, grazie di aver ascoltato, si vediamo domani sera. Mandi.